Gran fermento in politica in vista delle europee che si avvicinano a grandi passi e ufficiali che Forza Italia e Noi Moderati faranno una lista comune. L'idea, invero, sarebbe quella di costruire un progetto che al di là delle consultazioni elettorali possa dare forza al centro. Abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, di dare una prospettiva ad un progetto che deve vedere il Partito Popolare Europeo al centro della politica italiana ed europea. E questo quanto ha dichiarato il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani nel corso della conferenza stampa alla Camera insieme al presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. Con Noi Moderati c'è una tradizione comune, ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo, ha aggiunto Tajani. Questo non è un accordo elettorale, ma fa parte piuttosto di un progetto che deve portare ad occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Altra voce che arriva è quella di Ismaele Lavardera, che nel corso di un'intervista ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare al 4% e superare lo sbarramento per portare un rappresentante a Bruxelles. Parla naturalmente della grande lista Libertà che al momento è composta da 17 simboli e poi, secondo la Verdera, dopo le europee qualcosa alla regione dovrà cambiare. Sicuramente le europee, dice, saranno uno spartiacque fondamentale, sarà una sorta di tagliando a tutti gli effetti di questi 2 anni del governo regionale e anche di quello nazionale, quindi credo, continua, che dalle elezioni europee in poi cambieranno tante cose, tanti equilibri, si cominceranno a delineare, ci saranno dei vinti, dei vittoriosi al siciliano medio, delle belle politiche dei candidati, di chi sono i candidati può fregare poco, può interessare, conclude effettivamente cosa si può fare in Europa e cosa si può cambiare in Europa.